È di 7 vittime, 14 dispersi, tra cui 4 vicentini, il bilancio della tragedia di domenica in Marmolada, dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti, residente a Cittadella, che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro, attualmente tra i dispersi. La coppia viveva in via Canave a Cittadella, dove i 2 figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva. I 2 dal 1998 gestivano un negozio a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della Marca, iscritto al CAI di Castelfranco Veneto. Ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti, guida alpina 51enne, e la moglie Erika Campagnaro di 45, entrambi residenti a Cittadella. Negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale della merce venduta sia dal bassanese che dall'alta padovana. Un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio. Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale. C'è una curiosità perché proprio tutti i lunedì, vedete, veniva organizzato il lunedì con la guida. Era proprio Davide Miotti, esperta guida alpina, che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna. Lei conosceva bene i due titolari? Lo conoscevo benissimo, una persona squisita, onesta, di tutto e di più, una passione enorme per la montagna e basta. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché avevo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa, le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo che qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Draghi si è recato a Canazei per vedere di persona cosa è successo. Oggi l'Italia piange queste vittime, ha dichiarato il Premier. Quanto accaduto, ha continuato, ci deve spingere a lavorare perché non accada più.